Domenica 15 dicembre si vota per il rinnovo delle cariche dei 10 consorzi di bonifica del Veneto e la tornata elettorale riguarda anche il consorzio Brenta. Si tratta di un'occasione importante per i cittadini che potranno votare in tutti i comuni, ma si tratta anche di un momento molto importante per il futuro dell'ambiente. Continuare il percorso che abbiamo fatto, che ha visto 15 milioni di investimenti in 5 anni, 30% di aumento della produzione dell'ente e nessun aumento dei tributi. Ecco, di che cosa ha bisogno il territorio in questo momento? Il territorio ha bisogno di sicurezza idraulica soprattutto, stiamo facendo investimenti anche adesso perché abbiamo in cantieri aperti per 3 milioni e mezzo di euro in varie zone del territorio, a partire da Nove Marostre ma a seguire fino giù nella parte bassa di Padova. Chi ha diritto al voto in questa situazione? Ha diritto al voto tutti gli utenti che hanno un immobile nel nostro comprensorio che pagano il tributo del Consorzio di Bonifica Brenta. Quindi, che invito possiamo dare ai cittadini per domenica? Di andare tutti a votare e di votarci perché penso che negli ultimi 5 anni il Consorzio è cambiato ed è cambiato in meglio sicuramente.